Uccisa in casa a Manchester, shock a Musestre di Roncade per l'omicidio della 45enne Gloria De Lazzari, un 33enne arrestato dalla polizia inglese, mistero su dinamica emovente, la mamma voglio giustizia e verità. Allarme della polizia dagli amici che non riuscivano a contattarla, poi la tragica scoperta, Gloria avrebbe compiuto gli anni martedì, il ricordo sapeva farsi voler bene per la sua generosità. Paura ieri sera a Biancate di Roncade per un ottantenne avvicinato in strada assieme a un amico da un uomo di colore armato di coltello, la reazione lo mette in fuga, indagini dei carabinieri. Da furti e tentati furti in locali abitazioni fino alle risse tra giovanissimi resta alta la rabbia di Treviso, il sindaco chiesti rinforzi al Ministero dell'Interno, arriveranno. Un tavolo con lo Stato per avere la competenza sulla gestione delle scuole paritarie del Veneto, primo passo concreto sul tema autonomia, l'annuncio del governatore a Treviso. Lavoratori sempre più anziani nella Marca, 1 su 3 over 50, la provincia di Treviso seconda peggiore in Veneto, l'allarme della CGA di Mestre. Vasta operazione della Guardia di Finanza contro il narcotraffico gestito da una banda di albanesi tra Nord Europa, Spagna, Danimarca e Italia, un arresto anche a Treviso. Toro fugge da un allevamento di Loria, vaga per i campi, si avvicina alle case, attimi di paura, l'animale viene bloccato e abbattuto. Il corpo di polizia federale americano noto per le violenze a Minneapolis sarebbe coinvolto nella sicurezza delle Olimpiadi. L'indiscrezione del Fatto Quotidiano scatena una tempesta politica, il governo minimizza, le opposizioni insorgono. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano c'è la cronaca con la 45enne di Roncade, di Musestre di Roncade, uccisa in Inghilterra dove viveva con alcuni amici da una decina d'anni. Gloria De Lazzari è stata trovata morta nell'appartamento dove appunto si trovava. La polizia ha fermato un 33enne inglese accusato dell'omicidio, ancora a volte dal mistero modalità e movente del delitto. Intanto a Musestre di Roncade c'è lo shock, c'è la mamma che dice voglio giustizia e verità per mia figlia. L'hanno trovata morta, assassinata all'interno dell'appartamento dove abitava nella cittadina di Bolton, vicino Manchester, nord-ovest dell'Inghilterra. È ancora avvolta dal mistero la morte di Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Musestre di Roncade, uccisa in circostanze ancora tutte da chiarire. Il ritrovamento del corpo risale a lunedì mattina, quando la polizia inglese è entrata nell'appartamento in seguito alla segnalazione di amici della donna che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Una volta all'interno, la tragica scoperta. Gloria De Lazzari viveva in Inghilterra da una decina d'anni, dove lavorava come rider, faceva le consegne a domicilio per ristoranti e pizzerie. È stato l'ex marito inglese a riconoscere ufficialmente il corpo e poi a mettersi in contatto con la mamma di Gloria, che abita a Musestre. Il papà è morto diversi anni fa. Uno shock per mamma Daniela, che aveva contatti telefonici quotidiani con la figlia. Ho saputo martedì sera che la polizia mi ha chiamato. Ha detto questo: signora, devo dire una cosa, sei a casa da sola? Sì, ma si chiami qualche amico? Ma come? Dimmelo a me, che sono sua madre, no? Allora ha detto: guarda che la figlia è morta, la Gloria è morta. La mamma, sconvolta, ancora non sa cosa effettivamente sia accaduto alla figlia, come sia stata uccisa, da chi e perché. Uno mi dice con la pistola, l'altro mi dice che l'ha buttata per terra e il terzo dice che l'ha soffocata da Farnesina. Il legale della famiglia, l'avvocato Gabriele Ani, è in contatto con il consolato italiano ed i detective che si occupano delle indagini. Mercoledì è stato disposto il fermo di un 33enne inglese accusato dell'omicidio. Nelle prossime ore verrà probabilmente disposta l'autopsia sul corpo di Gloria, dalla quale potrebbero arrivare notizie che chiariscano cosa le sia accaduto. La mamma vuole verità e giustizia. Una giustizia voglio una verità. Gloria era una donna molto riservata, racconta la mamma, e sapeva farsi voler bene per la sua bontà, gentilezza e generosità. E aveva il cuore molto, aiutava tutti quanti se poteva. A Roncade la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando attonita la comunità. Da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità roncadese esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa della concittadina Gloria De Lazzari. Notizia che ha sconvolto tutta la comunità, notizia presa in queste ore per le quali non conosciamo
quali siano stati i motivi di questa tragica scomparsa. Da quello che sono venuto a conoscenza io, so che la Farnesina si è messo in contatto con la mamma e sembra abbiano già arrestato chi ha commesso il delitto. Cercheremo di capire ulteriori dettagli nei prossimi giorni, ma quello che chiedo adesso, anche per rispetto della famiglia, è il massimo riservo. Un 33enne dunque arrestato per questo omicidio, ma ci sono ancora molti punti da chiarire. Avete visto il sindaco di Roncade, Marco Donatello, lo rivedrete anche nel prossimo servizio, perché c'è stato poi un altro fatto che ha scosso Roncade in queste ore, ma siamo a Biancade e parliamo di un tentativo di rapina avvenuto ieri sera in strada, pochi secondi che sono sembrati interminabili, la lama puntata e la paura che blocca il respiro, un tentativo di rapina lampo ai danni di due amici, uno di questi ottantenne che si trovavano appunto in strada alle 8 di sera. Sentite. Un bel momento è arrivato questo personaggio, alzato col cappuccio, alzato no, un bel momento. Datemi i soldi, col coltello e ha puntato al mio amico, no. Mio amico ha detto no, io non ne ho soldi, guarda, e l'ha preso per il cappotto, l'ha preso per il e datemi i soldi, datemi. L'ottantenne Giuseppe De Vidi stava uscendo di casa con un amico per andare a cena, una serata come tante. Stavano partendo con l'auto parcheggiata in strada quando all'improvviso la paura li ha paralizzati. Da dietro un capitello, tra via Camorelli e via D'Annunzio, è comparso un uomo di colore con una felpa blu e il cappuccio calato, in mano un coltello. Pochi secondi, una minaccia e il gelo che scende lungo la schiena. Questo cosa vorrà? Anzi, pensavo fosse stato scherzo, no? Invece a quel momento, no, ho detto, questo fa sul serio, veramente. Il coltello era grande? Sì, abbastanza, sarà stato, diciamo, sui 15 centimetri di lama, Noi eravamo qua, mio amico è sceso in macchina, io sono sceso dalla parte del passeggero, un bel momento è arrivato da quell'angolo lì. Era ubriaco? Mi sembrava un po' drogato, dal mio punto di vista sì. Età? Sui 25-30 anni. Attimi interminabili, il cuore che batte all'impazzata, poi la fuga del malvivente e la consapevolezza di essere scampati al peggio. Sì, ha preso paura sì il mio amico. Sì, un bel momento sì, perché se l'ha vista brutta. Se lui era da solo veramente se la vedeva brutta. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri. Il sindaco è stato convocato per un confronto, mentre cresce l'allarme sicurezza tra i residenti. Non mi hanno ancora detto se lo conoscono o no, però insomma so che hanno già delle immagini a loro disposizione, stanno cercando di individuarlo. E proprio in merito a questo faccio un appello a tutti i cittadini che magari l'hanno visto ieri sera o l'hanno incrociato a passeggiare in giro per Biancade o nelle frazioni qui vicine, a dare tutti i dettagli ai carabinieri in modo tale che venga preso il prima possibile. Una paura che in pochi minuti ha fatto il giro della città, alimentando il tam-tam sui social. E fino ad oggi sì, ok, Roncade è sempre stata un po' alla luce dei furti in case e abitazioni, sicuramente anche le truffe, ma mai per una rapina così, insomma, su un orario. Poi Biancade è una cittadina molto serena e tranquilla, quindi sono tutti estremamente preoccupati. Associazione Furti in Corso con il suo presidente Cristian Demma che come sapete poi il 26 organizza lunedì questo importante convegno a Santa Caterina con anche i rappresentanti delle istituzioni, in primis il Ministero della Giustizia con il sottosegretario Andrea Ostellari, perché la violenza, la criminalità non conosce confini. Allora torniamo proprio a Treviso, dove è stato un gennaio e potrebbe preannunciarsi un febbraio altrettanto terribile sul fronte dei furti e delle spaccate, gli ultimi proprio nelle ultime ore. È arrivato questo tipo che comunque ha fatto il giro di tutto il locale, ha provato a entrare prima dalle porte sul retro, poi dalle porte qui davanti, tra cui una, quella laterale, me l'ha quasi staccata perché si è appeso di forza. Non ha fatto grossi danni, però è più tutto il disagio che si sta creando qua attorno. Ieri sera alle 6:40 sono andati a rubare su 2 appartamenti adiacenti ai nostri, quindi noi abitiamo anche qua, ho famiglia, ho 2 bambini, quindi ho dei dipendenti anche da salvaguardare, perché persone così che arrivano
all'1:30 di notte, quindi non un orario così, e non si fanno neanche il pudore di che ci sia o non sia nessuno, a volto scoperto e quant'altro, chiaramente sono un pericolo. Ancora tentate spaccate nella notte. Stavolta è la zona del Put, tra Viale Cairoli e Viale Luzzatti, ad essere presa di mira. Prima al Bassanello di Alberto Furlan, il malvivente è arrivato già ubriaco e ha tentato di forzare le porte, anche scagliandoci contro il cavalletto di una bici trovato sul luogo, cominciando da quella sul retro, poi quella davanti, causando come al solito ingenti danni e poca refurtiva. Poi si sarebbe diretto alla pasticceria Nascimben qualche metro più in là, anche qui non riuscendo a recuperare nulla. Poi i furti nelle abitazioni a pochi passi da dove Furlan abita e il senso di insicurezza che cresce perché non era la prima volta che accadeva e quindi ora installerà anche un allarme. È la sesta in 4 anni, quindi comincia a essere un po' un disagio. Infatti oggi è passato questa mattina, allarmeremo anche il locale e oggi pomeriggio verranno ad allarmarcelo, quindi abbiamo fatto abbastanza velocemente. Ripeto, proprio per salvaguardare quello che è anche i miei dipendenti e noi stessi, perché a una certa ora chiudiamo, siamo dentro magari a finire di lavorare, di pulire e può arrivare chiunque. E mentre Furlan conferma che aderirà alla raccolta firme lanciata da Antonio Matruda per coinvolgere i commercianti, ma probabilmente non alla manifestazione, sale lo sconforto per come stanno andando le cose. A parte più certezza della pena, serve più potere alle forze dell'ordine e più voglia di far rispettare queste leggi, perché non credo sia giusto che io, almeno da padre, possa pensare che i miei figli crescano in un paese del genere. E intanto in via Gandino un cittadino segnala che oltre ai furti negli appartamenti i malviventi si stanno spostando sulle auto. Secondo round, scrive in un post sui social, in una settimana. Batterie e sedili rubati da una RAV4. Ci sono i furti e poi, sempre restando sul centro di Treviso, ci sono le risse tra ragazzini, come quella che abbiamo raccontato ieri sera tra appunto 2 ragazzini con un 16enne colpito al volto. È un ennesimo segnale d'allarme, soprattutto per chi vive e lavora in zona. Logicamente quando vedi che alle 4, 4 e mezza, alle 2, 3, a volte 4 pattuglie se ne vanno, e poi lì, da lì a poco comincia a far buio, comincia a arrivare, diciamo, la peggio gente. Quindi sì, secondo me i controlli andrebbero sicuramente implementati, ma sicuramente redistribuiti in maniera da avere copertura sulle fasce orarie più pericolose e potenzialmente in cui vengono commessi più crimini. Anche spesso negli orari di pranzo in cui arrivano tutte le navette dei ragazzi i controlli sono veramente pochi e dovrebbero essere implementati, dato che ci sono stati molti episodi di violenza proprio qua in stazione, proprio nell'orario in cui i ragazzini prendono l'autobus. All'indomani dell'ennesimo episodio di violenza in stazione delle Corriere, che ha lasciato sfigurato un ragazzino minorenne colpito al volto con 2 pugni violentissimi, tanto da fargli perdere 3 denti, i commercianti fanno il punto sulla situazione di quel quadrante critico, dove dicono i controlli potrebbero essere aumentati e i ragazzini, che ormai sono sempre quelli, contenuti nelle loro espressioni. Ce ne sono sempre tantissimi a qualsiasi ora del giorno, dalla mattina presto quando apro il negozio alla sera tardi che chiudo il negozio, sono sempre qua tutti questi ragazzini. Il grande problema è l'arroganza, secondo me. Diciamo che in questi ragazzini c'è un'arroganza molto spinta anche nei confronti di noi negozianti, che diciamo comunque non facciamo mai niente contro di loro, non abbiamo mai fatto nulla. Anche quando vengono in negozio si pongono in maniera proprio arrogante, presuntuosa, prepotenti, e dopo logicamente da queste situazioni nascono gli episodi di violenza. Se 2 prepotenti si scontrano, che poi non sono mai 2 perché sono sempre in gruppo, almeno 4, 5, 6, anche di più, e logicamente non può che andare così. In questo caso si tratta di 2 minorenni che si conoscevano e che si sarebbero affrontati per questioni personali, non quindi di una baby gang in cerca di menare le mani, ma il problema rimane, e soprattutto l'idea che l'impunità regni sovrana aumenta lo sconforto tra i commercianti. Il fatto è che comunque sanno che rimangono impuniti, quindi loro dicono lo faccio una volta, non mi succede niente, alla seconda neanche, dalla terza lo prendo come abitudine e comincio a fare un po' quello che mi pare. Quindi sì, secondo me andrebbe, oltre appunto ai controlli, anche cercare di far capire a questi ragazzi che se continuano così ci sono delle pene che insomma li andranno a condizionare la vita, anche se dubito che possa servire a qualcosa, perché comunque sempre di più, sempre più prepotenti, quindi speriamo nel sindaco che faccia qualcosa, nelle forze dell'ordine che facciano qualcosa, ma sono molto scettico dopo anni di nulla facenza da parte di questi sopracitati.
Insomma, la rabbia c'è molta. C'è un'altra zona particolare a Treviso, un'altra zona calda, quella di via Fiumicelli, dove il 10 gennaio è andata in scena un'altra violenta rissa tra stranieri, in questo caso. Il questore di Treviso, in merito a questo, ha emesso 7 provvedimenti di divieto di accesso a pubblici esercizi nei confronti di altrettanti cittadini egiziani tra 24 e 29 anni, responsabili della rissa consumatasi giusto 2 settimane fa. Lo ricorderete, era il 10 gennaio, quando i carabinieri erano intervenuti per la segnalazione della rissa che vedeva coinvolti diversi cittadini stranieri. Uno era anche stato ferito con un coltello, poi probabilmente gettato nel canale che costeggia il portico. Sul posto erano stati identificati 7 giovani egiziani, 3 dei quali già gravati da precedenti penali o di polizia, e che dalla successiva visione delle telecamere di videosorveglianza sono risultati tutti coinvolti nell'episodio e quindi sono stati denunciati. I DASPO urbani emessi dal questore hanno una durata di 3 anni. Questa la situazione. È stato evocato tra gli altri il sindaco Mario Conte in uno di questi servizi. Allora oggi è tornato a rispondere sulla questione sicurezza, sia la questione furti che la questione risse, e con una promessa strappata al Ministero dell'Interno. Sentite. Vorrei innanzitutto che non succedessero questi episodi. Nel momento in cui succedono vorrei essere il primo sottoscrittore di questa petizione, nel senso che sono io il primo a essere arrabbiato per quanto succede. Ho incontrato diversi di questi commercianti e francamente vedere il dispiacere nei loro occhi che si trovano costretti a pagare migliaia di euro di danni a fronte di furti di poche decine di euro è frustrante e genera rabbia. Quindi io lavoro col massimo dell'impegno per cercare di migliorare questa situazione e per rendere la nostra città sempre più sicura. A volte ce la facciamo, a volte no, non dipende dai sindaci, però è altrettanto vero che noi la faccia ce la mettiamo, e quindi siamo sul territorio, siamo vicini ai commercianti, siamo vicini anche a quei cittadini che si trovano le case sottosopra perché gli sono entrati i ladri. Magari se ne parla meno, ma i furti in abitazione sono altrettanto fastidiosi, e abbiamo chiesto aiuto al Ministero degli Interni, al Ministero di Giustizia, e poi dobbiamo comunque anche iniziare un percorso culturale importante per prevenire queste situazioni, perché evidentemente, soprattutto nel caso della violenza giovanile, c'è qualcosa che non funziona da un punto di vista culturale. Di recente sono arrivati circa 190 agenti della Polizia di Stato a livello regionale, so che a giugno dovrebbero arrivarne altri, qualche mese fa erano arrivati dei carabinieri. Abbiamo chiesto risorse per poter incrementare gli organici delle polizie locali, abbiamo chiesto risorse per poter incrementare le installazioni delle videocamere di sorveglianza. Torneremo alla cronaca fra poco, ma restiamo a Treviso, perché a Treviso oggi il presidente della regione Alberto Stefani ha dato un importante annuncio. Lo ha dato in un convegno in cui si parlava del futuro delle scuole paritarie in un sistema ormai di inverno demografico accertato. E allora la promessa è quella di un tavolo di confronto con lo Stato per ottenere le competenze sulla gestione delle scuole paritarie. Un primo tassello, insomma, dell'autonomia del Veneto. Sentite. Possiamo dire che l'autonomia parte dai bambini per il Veneto? Beh, diciamo che l'autonomia parte sempre da delle specialità. Questa è una specialità del nostro territorio. Il riconoscimento del valore di specialità delle scuole paritarie potrebbe essere il primo tassello concreto di autonomia del Veneto. L'annuncio nel corso dell'incontro organizzato dalla Federazione Italiana Scuole Materne all'Auditorium della provincia di Treviso, dove il Presidente della Regione è stato chiaro su obiettivi e modalità di intervento. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un tavolo interpartitico e interistituzionale, quindi al di là di destra e sinistra, Regione, Parlamento, Governo. Ci deve essere una sinergia strutturale al di là dei partiti su alcuni temi di fondamentale importanza, perché rispondono all'interesse del Veneto. Su un tema come questo e su sfide come questo è importante che si faccia squadra, perché chiedere quella competenza è una sfida di tutti, non può essere una sfida di destra, non può essere una sfida di sinistra, è una sfida del Veneto.
Una richiesta forte, quella della specialità della nostra regione sul fronte delle scuole paritarie. Perché non si può chiedere tutte le materie in un colpo solo, ma si può procedere per segmenti. E laddove il Veneto nel segmento sistema integrato 0-6 anni, quindi nidi e scuola dell'infanzia, è un genere a sé in Italia, è una regione dove i 2/3 delle scuole sono paritarie, il 64% dei bambini da 3 a 6 anni viene nelle scuole dell'infanzia paritarie e non alle statali, è esattamente la percentuale capovolta nel resto dell'Italia. Numeri che in questo momento non sono riconosciuti di fatto dallo Stato, con chiusure e ridimensionamenti costanti. Quando sono arrivata alle scuole in provincia di Treviso erano 210 le scuole dell'infanzia paritarie associate, oggi sono 202, il prossimo inizio dell'anno scolastico saranno 201. Questo significa meno servizi alle famiglie ma anche meno sostegno alla natalità, oltre all'aumento della disoccupazione prevalentemente femminile. Ecco perché in attesa della competenza regionale il professor Luca Antonini ha avanzato 2 proposte immediate per la sopravvivenza delle paritarie. La prima ai comuni perché attivino delle convenzioni. Convenzione che non vincola da un certo punto di vista le scuole in modo particolare, né vincola in modo particolare il comune, però è un atto per entrare dentro il sistema dei finanziamenti e quindi secondo me questa è un'evoluzione. Tra l'altro è un articolo 55 del codice del terzo settore che proprio valorizza, e anche la Corte Costituzionale ha valorizzato, si chiama amministrazione condivisa. La seconda è programmare assieme il futuro a sostegno delle famiglie. Coprogrammazione vuol dire aprire le risorse del territorio, farle sedere al tavolo e dire facciamo un progetto di bene comune che riguarda il nostro territorio, lo facciamo insieme, così evitiamo di fare duplicazioni o di sperperare risorse. L'inverno demografico è strettamente collegato all'invecchiamento poi della popolazione e soprattutto dell'invecchiamento della popolazione in età lavorativa, e la situazione della Marca è drammatica. Senza un passaggio generazionale organizzato, molte piccole realtà produttive rischiano di disperdere i traguardi che hanno raggiunto in decenni di lavoro e di successi. Questo è lo scenario futuro per l'economia veneta, in particolare trevigiana, perché la soglia di anzianità operativa dei dipendenti sia pubblici che privati a Treviso è seconda solo a Rovigo. E se in Veneto la media d'età dei lavoratori è sui 41 anni, nella Marca si arriva ben oltre i 42, mentre gli over 50 stanno arrivando ad 1/3 di tutti gli occupati. Questo perché, secondo i dati degli artigiani di Mestre, i giovani cercano un lavoro all'estero o in aziende di grandi dimensioni, più flessibile e soprattutto meno usurante e ad alta tecnologia. Segnali di un mancato ricambio generazionale che si accentuerà nel tempo, con inevitabili effetti sia sulla produzione, con sempre meno personale attivo sul fronte di lavori pesanti e usuranti come nei cantieri edili, e sulla sicurezza, con più propensione alle malattie o agli incidenti sul lavoro, ma anche sull'innovazione, perché personale più anziano è meno elastico sui continui cambiamenti determinati dal progresso tecnologico. Di converso, non pensare ad una staffetta operativa significa perdere l'esperienza produttiva di una vita. Quando gli operai e gli impiegati lasciano il posto di lavoro per raggiunti limiti di età e non vengono adeguatamente sostituiti, se ne vanno anche le competenze tacite, il saper fare, le conoscenze dei processi e relazioni con clienti e fornitori. È un patrimonio che non appare nei bilanci aziendali, ma incide direttamente sulla competitività dell'impresa. Per il sindacato va cambiato il punto di vista anche sui bilanci delle imprese, da costo economico per forza lavoro a patrimonio aziendale. Cambiare un sistema che oggi prevede che il costo del personale è un costo e invece farlo diventare un patrimonio dell'azienda, un po' quello che succede nel calcio. Se uno prende Ronaldo in una squadra di calcio e lo mette a bilancio, quello vale molto. Così se prende un bravo ingegnere, se prende un bravo operaio, se prende un bravo manutentore, ecco, passare dal costo alla ricchezza. Torneremo fra pochissimo alla cronaca, una maxi operazione di narcotraffico, un toro impazzito a Loria e poi tanti altri servizi, ma subito dopo una brevissima pausa. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo, come dicevamo, dalla cronaca, una vasta operazione della Guardia di Finanza contro il narcotraffico dal nord Europa all'Italia e tra gli arresti anche uno a Treviso. Erano capaci di movimentare fino a 5 quintali di droga nel loro traffico internazionale. Fiumi di cocaina, hashish e marijuana da Spagna, Danimarca e Svizzera e diretti in centro Italia attraverso una banda di corrieri.
Tra questi c'era anche un 35enne albanese residente a Treviso, uno dei 9, tutti connazionali, arrestati dalla Guardia di Finanza di Ancona, punto finale di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nata nel 2023 e che ha visto una stretta collaborazione di indagine tra gli inquirenti di tutti i paesi coinvolti. Il traffico all'ingrosso avveniva nascondendo la droga con svariate modalità e produceva ricavi per milioni di euro che venivano poi riciclati in attività commerciali che fungevano da copertura. Nel blitz delle fiamme gialle, arresti a Bari, Civitanova Marche, Fermo, Porto San Giorgio, Milano e appunto Treviso, dove la scorsa settimana è stato accompagnato nel carcere di Santa Bona il 35enne che viveva in città e aveva già diversi precedenti alle spalle. Una volta acquistata, la droga veniva portata attraverso i corrieri in Italia e destinata principalmente alle Marche, dove fidati sodali provvedevano a rivenderla all'ingrosso. Nel corso delle indagini sono emersi inoltre elementi tali da ritenere un'estensione dei traffici verso altre regioni italiane. Da Treviso a Loria con le ore di paura e di apprensione quando c'è stato un intervento di più forze per localizzare e poi abbattere un toro che era fuggito dall'allevamento. L'allarme è scattato verso le 9 del mattino quando ai carabinieri è arrivata la denuncia della fuga di un toro da un allevamento di via Cacciatora a Loria. L'animale ha iniziato a vagare per i campi della zona agricola circostante a sud del tracciato della superstrada pedemontana nei pressi del casello di Riese Pio X. Nella zona sono arrivati anche i vigili del fuoco, mentre il sindaco Alberto Battistella iniziava le procedure per l'abbattimento dell'animale vista la pericolosità della situazione. Il toro continuava a fuggire anche in zona abitata e quindi si è reso necessario l'abbattimento da parte degli organi preposti per sicurezza gli abitanti stessi della zona, e ciò è avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina e grazie a Dio e grazie a tutti quanti si sono messi a disposizione, la cosa non ha avuto effetti negativi per la popolazione, insomma. Nell'operazione, che si è allargata fino a via Manzolino in un raggio di diverse centinaia di metri, sono stati coinvolti anche i servizi veterinari dell'ULSS 2, la protezione civile e la polizia provinciale, che ha poi materialmente provveduto ad abbattere il toro. In poco tempo si è dovuta muovere velocemente una macchina complessa. Devo ringraziare tutti questi organi perché si sono dimostrati veramente efficienti ed efficaci e con poco preavviso sono stati fatti tutto quello che si è reso necessario per evitare di avere dei problemi tra la popolazione, insomma, quindi grazie a tutti per l'ottimo lavoro fatto. Torniamo a Treviso, lasciamo la cronaca ma parliamo di un importante progetto, un progetto pilota che parte da Treviso, se ne è parlato oggi a Santa Caterina, per affrontare il tema della disabilità. Occuparsi del progetto di vita delle persone e non per le persone è un passaggio epocale, afferma Paola Roma, neoassessore regionale all'ambito sociale, che nel convegno organizzato da UGL ha messo in evidenza come il fare rete tra ULSS, comuni, enti del terzo settore e volontariato sarà fondamentale e non mancherà nemmeno l'ambito spirituale. Una comunità che non lascia indietro nessuno, ma che si occupa anche del progetto di vita legato anche alla spiritualità, perché all'interno della diocesi di Treviso si è costituito un gruppo di lavoro all'interno proprio di questa parte. Credo che sia fondamentale che ognuno degli attori si metta assieme al sistema. Punto fondamentale è l'INPS, ma anche e soprattutto i medici di medicina generale, con cui lavoreremo insieme di squadra per permettere questa attivazione. Si tratta di mettere a terra un progetto che restituisce centralità alla persona disabile, in linea con le nuove norme, mettendo gli ambiti territoriali sociali in condizione di rispondere meglio e più velocemente alle richieste. Che oggi la risposta alle disabilità non può essere più solo socio-sanitaria, nel senso che non si guarda solo alla malattia della persona, al disagio, alla fragilità, ma si riparte invece dalla persona nelle sue diverse fasi di vita e si rispetta quella che è la sua volontà nel vivere la quotidianità. Quindi vuol dire scuola, vuol dire lavoro, vuol dire anche progetti riabilitativi, progetti di sport, vuol dire progetti culturali, quindi la vita della persona. I dati sull'invalidità civile a Treviso mostrano un aumento costante delle prestazioni
abitazioni liquidate, dai 5.280 casi nel 2020 ai 7.369 nel 2024. Ma non si tratta solo di risorse pecuniarie, la cura della persona passa anche da molto altro, come il presidente di Regione Alberto Stefani sta dimostrando fin dall'inizio del suo mandato. È una questione di approccio, sicuramente i fondi sono necessari e probabilmente non sono mai abbastanza, però è un cambio di paradigma nell'approccio, è individuare nel disabile quali sono le sue aspettative. Cioè dimostra che il presidente Stefani non solo è la persona adatta a governare probabilmente anche tutti gli altri processi della regione, ma lo è soprattutto perché ha iniziato probabilmente proprio dalla parte più difficile. Ecco, quando uno si cimenta con le sfide importanti vuol dire che è in grado poi di amministrare anche bene, glielo auguriamo e lo auguriamo a tutti i veneti ovviamente. I temi del sociale anche a Zero Branco per la sagra e la mostra del Radicchio Rosso, la festa continua fino a domani a Zero Branco, ma dicevamo c'è anche un intento sociale in tutto questo, sentite. Zero Branco rinnova la sua festa dedicata al Radicchio Rosso di Treviso IGP, uno dei 3 appuntamenti con i prodotti agricoli del suo territorio. Ma questi appuntamenti sono anche qualcos'altro, soprattutto per i giovani. Infatti partecipare all'attività della Proloco sta diventando sempre più anche un momento educativo. Vediamo che ci sono anche tanti giovani che servono i tavoli, vuol dire che è una palestra per i giovani? Certo, noi cerchiamo sempre di esaltare anche i giovani, perché soprattutto per non lasciarli sulle strade, e noi abbiamo anche la fortuna di averne tanti giovani. Che valori date voi ai giovani, al di là del momento di aggregazione? Beh, noi abbiamo dato parecchio, abbiamo anche eliminato a volte delle cose, però abbiamo fatto in modo che ci siano delle aggregazioni tra i giovani, perché qui ormai le aggregazioni sono solo settoriali, non vanno più bene. Prevenzione quindi di fenomeni violenti attraverso la partecipazione in un ambiente genuino e a contatto stretto con gli adulti. Si conferma anche una sana palestra di vita, perché partecipare attivamente alla sagra e a contatto diretto con le persone ridà a molti ragazzi quella dimensione reale che l'abuso di telefonini ha reso per molti solo virtuale. Riuscite quindi ad educarli a stare insieme? Sì, riusciamo, perché abbiamo anche 2 gruppi che seguono i giovani, proprio dedicati apposta, che loro li seguono proprio da principio fino alla fine. Un percorso sociale e educativo che sta contagiando anche altre Proloco, costantemente in cerca di nuove leve per mantenere vivo lo spirito associativo e di servizio alle comunità. Noi abbiamo da anni chiamiamola joint con i nostri amici di Quinto, che per noi sono fratelli ormai, che loro praticamente vengono qui a dare una mano a noi andiamo a dare una mano a loro, perché ormai il volontariato è una merce talmente rara che se non facciamo così, queste manifestazioni che occupano 200 persone come personale non ci sarebbero. Manifestazioni da numeri importanti a Zero Branco, con i 3 appuntamenti con l'Aspargo, il Peperone e fino a domenica del Radicchio Rosso di Treviso. La sagra del peperone è quella più famosa, se qui abbiamo in questi momenti circa 15.000 persone di piatti fatti, lì ne abbiamo, non dico il doppio, ma quasi, insomma. Ecco. Noi abbiamo anche, per dire, dei camperisti che vengono qua, abbiamo amici da Bologna, da Vicenza, da tutta la parte alta dell'Italia. Si avvicina la giornata della memoria, una mostra a Treviso aperto oggi proprio sul tema. La mostra ha il valore di sottolineare la scelta antifascista degli internati militari italiani. Elio è uno degli oltre 650.000. Una scelta che è stata presa in condizioni ovviamente estremamente precarie, con la paura di essere deportati, appunto, ma che è sempre stata reiterata nei lager. Viene chiesto più volte agli internati militari se volevano essere liberi, quindi firmare per il nazifascismo, ma decideranno il 90% insomma di restare nei lager. Ai muri le parole da brivido di Elio Materassi, internato in un campo di concentramento il 12 settembre del 1943. E le foto di Yuri, il nipote, che anni dopo torna nei luoghi dei racconti del nonno Elio per non farli scivolare nell'oblio. Un viaggio che parte dal bunker Valentin, un luogo da brividi, e dove Elio ha passato la maggior parte del suo tempo. Il bunker Valentin è una struttura enorme, se non si va sul posto non si capisce appunto la dimensione,
che è stato costruito da deportati, non solo da internati militari, e aveva l'obiettivo di assemblare pezzi per la costruzione degli U-boat, i sommergibili modernissimi che Hitler intendeva usare per la guerra marina. Luogo mai andato a regime, ma nel quale sono morti centinaia di lavoratori mentre lo costruivano, inghiottiti dal cemento. Al suo interno ci sono appunto molti deportati che per fame, per svenimento, per anche infortuni sono caduti nel cemento fresco e lì sono rimasti, quindi noi lo consideriamo un po' un cimitero a cielo aperto, ecco. Il centro studi ne ha fatto anche un libro, recuperando materiale anche dagli archivi tedeschi. Una mostra itinerante che non a caso si chiama In ricordo, parola che contiene la radice di cuore e coraggio e che restituisce dignità e valore a quel tempo e che richiama la forza morale con cui gli internati affrontarono il loro destino. E anche nel mio istituto questa mostra è stata, uso il termine appunto, utilizzata più volte, proprio perché anche da una foto simbolicamente si possono astrarre varie tematiche, non solamente legate alla deportazione, ma alla guerra, alla fame, al coraggio anche di queste persone che hanno saputo dire no anche in quelle condizioni appunto di estrema sopravvivenza. Sarà impegnato tra pochi giorni a San Siro con lo spettacolo inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lui è Damiano Micheletto, regista teatrale veneto con forti radici trevigiane, alle prese però anche con il suo primo film. La primavera non è solo un momento anagrafico, cioè legato alla giovinezza. Primavera è ogni momento della vita in cui sei chiamato a fare una scelta e trovi il coraggio di rischiare, ripartire. Trovi il coraggio di non rimanere nella rassegnazione. È questo il messaggio dedicato soprattutto ai giovani del film di Damiano Micheletto, regista teatrale di fama internazionale che per la prima volta si è messo dietro una macchina da presa con una sceneggiatura cinematografica. E Primavera è il film che ne è uscito, dove la storia di un'orfana dell'ospedale della Pietà si intreccia con quella del prete rosso Antonio Vivaldi. Siamo nella Venezia che inizia a vedere la fine della Serenissima, ma la vicenda e soprattutto la protagonista sono modernissime. Cecilia è una donna che lotta, è una donna che fa l'errore di pensare di essere libera in una società, quella del Settecento, in cui lei come orfana poi semplicemente non contava niente, non aveva la possibilità di scegliere, non era libera. Lei per un momento si immagina, ragiona come una donna moderna, vuole scegliere e per questo viene punita perché non le è permesso. Una sfida quindi che nasce quando la protagonista capisce quale sia la sua strada. Il titolo del film fa riferimento un po' come se lei venisse al mondo forse solamente in quel momento lì, quando scopre qual è la sua vocazione, no? Che è una cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno, no? Scoprire qual è la nostra voce, qual è quello che ci spinge. Un film dove la musica incanta lo spettatore, trasportandolo nella trama che gioca un ruolo importantissimo, quasi un ritorno al cinema di contenuti e non solo di effetti speciali. È molto umano nel modo in cui l'abbiamo anche girato, è un film che ha poca post-produzione, la fotografia è tutta una fotografia creata sul set, non ci sono ritocchi particolari, perché l'obiettivo è di creare una storia che possa restituirti una verità, che restituisse dignità a Cecilia e fosse anche un messaggio per noi per vivere la propria vita con questo tipo di dignità. L'impronta teatrale emerge in tutto il film, per un impegno che ora il regista veneto ha trasportato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con Armonia, spettacolo nella cerimonia di apertura del 6 febbraio, dove immaginiamo comunque un po' dell'anima di Cecilia aleggerà anche sullo stadio di San Siro. Il coraggio di provarci sempre forse è la cosa che Cecilia ci lascia e che questo film mi ha permesso di fare. E con uno sguardo anche ovviamente a Milano Cortina sono state consegnate le benemerenze del CONI a Treviso. Le stelle di bronzo al merito sportivo a dirigenti e società, le palme di bronzo a tecnici e allenatori, le medaglie d'oro, argento e bronzo al valore atletico a chi lo sport lo pratica in prima persona. A Santa Caterina la cerimonia di consegna delle benemerenze del CONI alle realtà sportive e agli atleti trevigiani. Quest'anno abbiamo un record, l'anno scorso 45, quest'anno 46 fra dirigenti, società sportive, allenatori e atleti. Questo la dice lunga
secondo me, sulla attività che viene fatta e che viene ripetuta nella provincia di Treviso. Non a caso la provincia di Treviso è tuttora la provincia più sportiva della regione Veneto. Insieme a queste cerimonie delle benemerenze sono sicuro che la fiaccola olimpica potrà, con i risultati che faremo anche a Cortina con i nostri atleti, alimentare la voglia di fare sport di tutti i ragazzi e le ragazze del Veneto, che è la nostra vera missione. Volley, basket, calcio sono gli sport di squadra quelli che fanno maggiormente parlare di sé, ma molte eccellenze di marca arrivano dalle discipline individuali in cui sono dei singoli, quindi a superare i traguardi più prestigiosi. Qui ci sono attualmente delle persone che negli anni successivi, perché queste onorificenze si riferiscono al 2023, che già nel 2024-2025 sono arrivati a livelli mondiali, e perciò c'è uno sport che è vivo e continua a vivere qui nella provincia di Treviso. Un movimento sportivo trevigiano in crescita, sostenuto dalle amministrazioni del territorio, 27 i comuni rappresentati a Santa Caterina. Abbiamo anche entità come le ULS, come gli stessi, la questura, diremmo, gli stessi organi che ci chiedono collaborazione per poter avvicinare una determinata gioventù che non sta facendo le cose per bene, di avvicinarle sempre più allo sport. Qualcuno diventerà campione, ma tutti i ragazzi e le ragazze che fanno sport saranno poi dei cittadini migliori per l'Italia. E adesso andiamo nel Bellunese. E proprio dalle Olimpiadi ripartiamo, ma ripartiamo con la tempesta politica di queste ore che verte su un acronimo diventato tristemente noto in queste settimane, ICE, il corpo di polizia federale americano noto per le violente retate contro i migranti e che ha portato migliaia di persone in strada a Minneapolis, perché a Minneapolis sono stati i casi più gravi riscontrati. Ebbene, l'ICE sarebbe coinvolto nella sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È lo scoop pubblicato oggi da Il Fatto Quotidiano, questa indiscrezione che scatena la tempesta politica, il governo che minimizza, le opposizioni invece che insorgono. Scoppia il caso ICE a Milano Cortina 2026, secondo quanto rivela Il Fatto Quotidiano nell'esclusiva di Stefania Maurizi. Agenti del temuto corpo federale impegnato negli Stati Uniti nella repressione della presunta immigrazione irregolare saranno presenti in Italia per supportare il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti durante le Olimpiadi e Paralimpiadi. Una indiscrezione che ha avuto un effetto deflagrante in Parlamento. Questo è uno degli aspetti che mai erano stati discussi in Parlamento, non erano mai stati presenti come risposte alle interrogazioni che abbiamo fatto sia alla Camera che al Senato, e Piantedosi questa volta deve davvero dare una risposta esauriente e convincente. A stretto giro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha smentito la notizia, ma ha anche aggiunto: non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali e si tratterebbe di modelli consolidati di collaborazione con un paese alleato. Le opposizioni non ci stanno. Il Partito Democratico chiede chiarezza su funzioni, limiti e regole di ingaggio degli agenti americani e annuncia un'interrogazione parlamentare. La sicurezza di un grande evento internazionale, dice il responsabile Matteo Mauri, deve avvenire nel rispetto delle regole e dei principi costituzionali. Non si può prendere dalla stampa la presenza di apparati di sicurezza stranieri. Interrogazioni anche dal Movimento 5 Stelle, che chiede al governo quale sia il titolo giuridico che consentirebbe la presenza dell'ICE sul suolo italiano e su quali accordi formali si fondi. Ancora più duro Alleanza Verdi e Sinistra. Per Marco Grimaldi si tratta di una perdita di sovranità, mentre la capogruppo Luana Zanella parla di una presenza gravissima e inaccettabile. È veramente scandaloso. Questo corpo che noi conosciamo attraverso le notizie nei media nazionali e internazionali si è macchiato di lesioni gravissime dei diritti umani. E adesso lo vogliamo anche qui
perché il nostro governo, le nostre forze dell'ordine non possono garantire, non sono autonome nella gestione della sicurezza. Al centro dello scontro l'immagine dell'Italia e lo spirito stesso delle Olimpiadi, un evento che dovrebbe unire ma che a 13 giorni dall'accensione del braciere infiamma una polemica politica destinata a far discutere. Vedremo come si svilupperà anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni questa polemica. Intanto la cronaca: sono gravi le condizioni di un ice climber di 37 anni di Vigo di Cadore, precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo. Di Cadore è recuperato grazie a un complesso intervento di soccorso, ostacolato peraltro dal maltempo. L'allerta stamane alle 10:50, quando due compagni hanno chiamato il 118, rimasto sospeso in parete. L'uomo, privo di conoscenza, è stato portato dagli amici alla base della cascata tra il Pian di Dubiea e il Boite, dove sono arrivati equip medica, tecnico di elisoccorso e le squadre del soccorso alpino. Subito sono state prestate le prime cure urgenti all'infortunato, che poi è stato caricato sulla barella assicurata con la corda, calato a ritroso lungo l'itinerario e trasportato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Treviso. Grande la partecipazione nonostante il freddo e la pioggia oggi a Feltre. Il corteo per il lavoro organizzato dai sindacati CGIL e CISL e UIL, sostenuto da amministratori locali e dalla politica. In corteo a Feltre per difendere il lavoro, centinaia di lavoratori e di famiglie e la dignità di un intero territorio in apprensione da diverse settimane ormai per l'evoluzione rapida quanto drammatica del futuro di pezzi della storia industriale della provincia, Idro, Ceramica Dolomite ed Bosch. E potrebbero essere solo le prime avvisaglie di una crisi strutturale più grave, visti i segni di debolezza mostrati da una parte della manifattura segnata dal rallentamento dell'occhialeria. La provincia di Belluno non può perdere il proprio tessuto manifatturiero, che è stata la punta di diamante in questi anni di questa provincia. Abbiamo denunciato con forza in questa manifestazione le crisi che sono oggi presenti nel bellunese. Le crisi aziendali che stanno impoverendo il nostro territorio. Con forza abbiamo denunciato queste e con altrettanta forza abbiamo chiesto un nuovo patto industriale, un nuovo patto sociale, un grande patto per la provincia di Belluno. Un patto per il rilancio della provincia, a cominciare dai servizi essenziali che mancano, casa, infrastrutture, trasporti. Oggi era un momento di democrazia, per dire che il lavoro è libertà e dignità per le persone, per le famiglie, per il nostro territorio bellunese. È giusto dirlo, sì, eravamo forse un po' incazzati, ma anche con uno spirito ottimista per il futuro. Al corteo il sostegno dei sindaci della provincia, della regione e del Consiglio regionale, tutti concordi nel sostenere che la montagna deve avere gli strumenti per essere forte, per non essere considerata e trattata come terra di conquista. Apprezzata la presenza del Vescovo in rappresentanza di tutta la comunità diocesana. Noi non siamo cittadini di questa Repubblica per investitura da parte di qualcuno o perché ci concede qualcosa. Noi siamo cittadini per il lavoro. Abbiamo visto in apertura le polemiche politiche sulle Olimpiadi, su IC, la presenza o meno del corpo federale statunitense. Adesso invece parliamo delle Olimpiadi e della festa delle Olimpiadi, perché la provincia di Belluno è pronta. Domani la fiamma olimpica approderà dunque nel territorio di Belluno, dove da Feltre, al capoluogo, passando per la sinistra Piave, i tedofori porteranno il sacro fuoco di Olimpia. Si apre una nuova fase per la nostra montagna. Ora è il momento del riscatto e del rilancio, scrive in una nota il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. A Belluno non ci sarà il sindaco Oscar De Pellegrini, ancora in convalescenza, già tedoforo. Nel suo messaggio ai cittadini l'invito ad essere presenti domani sera per la grande festa in Piazza dei Martiri, che, lo ricordiamo, inizierà alle 17 e si concluderà con l'accensione del braciere prevista per le 19:30 e che seguiremo per voi in diretta. Quindi domani sera alle 19:30 state collegati, perché all'interno del telegiornale di Treviso ovviamente faremo vedere in diretta con la nostra Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi proprio l'accensione, l'arrivo della fiamma olimpica, l'accensione del braciere. C'è un'altra notizia di sport però che invece riguarda il calcio, la partita del sorriso, torna alla quarta edizione, l'iniziativa di beneficenza organizzata dal Comune con il sostegno del CONI e della FIGC.
In campo non contano ruoli, incarichi o titoli. Alla partita del sorriso vince soprattutto la voglia di stare insieme. Da una parte i giornalisti bellunesi, dall'altra gli amministratori del comune di Belluno. 90 minuti, anzi molto meno, di calcio a 5, sorrisi, qualche sfottò e tanta partecipazione. Appuntamento per tutti sabato 31 gennaio alle 18:30 al Pala de Mas di Belluno. La competizione sullo sfondo, perché il vero risultato si misurerà fuori dal campo. L'iniziativa sosterrà infatti il progetto Tutti a scuola di Insieme si può, con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un'aula scolastica per i bambini dell'Uganda. Nel territorio della provincia di Belluno nel 2025 abbiamo sostenuto 90 studenti di varie scuole proprio per andare a scuola in maniera equa come i loro compagni, e poi per la costruzione di un'aula in Karamoja in Uganda, dove noi operiamo stabilmente, per garantire ai bambini un'aula dignitosa e non andare più a scuola sotto l'albero. Tra parate improvvisate, gol più o meno fortunati e atmosfera scanzonata, la serata dimostrerà come lo sport può diventare un linguaggio universale di condivisione e solidarietà, perché quando si gioca per una buona causa il sorriso è assicurato e il gol più bello è quello fatto insieme. L'invito è ai cittadini, ma anche alle squadre sportive che sono dell'ambiente, di venire, di fare il tifo, ma soprattutto di partecipare a sostenere questa iniziativa di Insieme si può e dimostrare che lo sport e la solidarietà sono una cosa sola. Sostegno garantito dagli sponsor, patrocinio di CONI e FIGC. L'entrata per il pubblico sarà offerta libera. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.